Buongiorno a tutti, sono Stefano Croce, sono uno dei portavoci del progetto che come guide turistiche di Venezia abbiamo portato avanti nell'ultimo periodo. Quindi il progetto è Guide di Venezia per un turismo sostenibile e sono qui con la mia collega Laura Sabadin per presentarlo. E volevo innanzitutto ringraziare chi ci accoglie in questa prestigiosa sede, per cui l'Ateneo Veneto, anche nella figura soprattutto del suo presidente, l'ambasciatore Scarante, che ci ha benevolmente accolti e ci permette di fare questa presentazione. Quindi grazie all'istituzione Ateneo Veneto e all'ambasciatore Scarante. Volevo anche ringraziare però coloro che hanno partecipato a questo progetto, naturalmente le Guide di Venezia e tutti i miei colleghi che hanno partecipato, ma anche coloro che effettivamente lo hanno elaborato dal punto di vista pratico, per cui il videomaker, il regista Michele Parisi, col quale abbiamo elaborato un video che poi verrà proiettato, ma anche coloro che hanno aperto le loro porte nel momento in cui abbiamo realizzato questo video, per cui istituzioni importanti culturali quali le scuole confraternite di Venezia, la scuola dei Carmini, la scuola del San Giovanni Evangelista e la scuola dalmata. E inoltre altri che ci hanno aiutato sono stati l'associazione Masegni e Inizioetti e i Venice Calls, i ragazzi del Venice Calls. Per quanto riguarda il progetto, questo progetto è già, non è nato adesso, è nato qualche anno fa, cioè è cominciato qualche anno fa, addirittura nel 2018, e è stato parzialmente già presentato nel 18 febbraio del 20, ma voi capite bene che è stata una data non felicissima, nel senso che dopo pochi giorni abbiamo vissuto il lockdown e il Covid, quindi c'è stata un'interruzione e ora siamo alla ripresa. Siamo alla ripresa che ci ha permesso anche di proseguirlo, di elaborarlo, di articolarlo, con una traduzione del video, con una maggiore articolazione nelle visite che faremo, che sono legate a questo progetto, e con la possibilità anche di fare delle donazioni, di cui vi parlerà, di tutti questi dettagli vi parlerà la mia collega. Quindi andiamo ora nella sostanza del progetto. Per fare questo ho bisogno di fare un'introduzione su quelle che sono alcune delle caratteristiche più macroscopiche del turismo a Venezia, sul turismo soprattutto pre-Covid, che però stiamo vedendo un po' alla volta anche riaffacciarsi in questo ultimo periodo. La prima caratteristica ovviamente è il sovraffollamento, cioè noi sappiamo che l'ordine di grandezza dei visitatori che c'erano pre-Covid sono 30 milioni di visitatori annui, su una popolazione che noi sappiamo essere di circa 50.000 residenti nelle isole. Per avere un ordine di grandezza e un paragone possiamo confrontarlo con i 40 milioni di turisti che ci sono a Parigi e tutto l'Île-de-France. Ma se Venezia invece è una città di pochi chilometri quadrati, l'Île-de-France sono più di 100 chilometri quadrati, quindi questa è la proporzione. L'altra caratteristica è l'overtourism. Overtourism non è solo affollamento, è la sproporzione tra i visitatori e i residenti. E appunto dicevo che la proporzione vede tra i 30 milioni di visitatori residenti stabili di circa 50.000. Questo porta a degli scompensi di tipo economico, monocultura turistica, trasformazione dei negozi, difficoltà per gli artigiani, esodo dei residenti. E poi c'è un'altra caratteristica che è molto particolare per quanto riguarda Venezia, ossia il turismo è soprattutto un turismo giornaliero, quello che viene chiamato mordi e fuggi. Ora bisogna subito fare una piccola distinzione, perché comunque anche all'interno del turismo giornaliero c'è un turismo che è un turismo culturale, che viene a vedere una mostra, la biennale, un evento, eccetera, però questo è comunque una minoranza. Per lo più i turisti giornalieri a Venezia sono turisti che io chiamerei turisti da selfie, turisti che vengono per la fama di Venezia come città cartolina, che vengono a vedere soltanto Piazza San Marco, Rialto, al limite fanno un giro in gondola, però è un turismo appunto che sta poche ore, lascia molto poco alla città,
perché è un turismo che si nutre di fast food e di souvenir e veramente di poco altro. Alcune delle conseguenze sono la scarsa fidelizzazione del turista, cioè il turista a Venezia per la stragrande maggioranza non torna. E questo è un tipo di problema, perché è un turista che, come dire, usa la città e nient'altro. Le conseguenze sono anche una difficoltà di rapporto, di convivenza tra il turista e il residente, per gli affollamenti che vediamo nella città, nei mezzi pubblici, alcuni episodi di anche maleducazione, ma al di là dei picchi di maleducazione su quali non vorrei soffermarmi, ci sono però delle difficoltà proprio di convivenza per una scarsa conoscenza della città, cioè anche colui che è un turista educato, che vorrebbe comportarsi in modo corretto, rischia di avere delle difficoltà perché non conosce la città e non sa come comportarsi correttamente. Questo porta a un scadimento della qualità della visita. Qualità della visita che è appunto per l'affollamento, le difficoltà con la popolazione residente, è una visita che rischia di avere dei momenti di difficoltà. Allora, cosa si può fare? Cosa si può fare per quanto riguarda il sovraffollamento e l'overtourism? Naturalmente una categoria come la nostra non può fare nulla, perché sono risoluzioni che devono essere prese ad un altro livello, un livello politico naturalmente. Però per quanto riguarda gli altri temi, io credo e noi crediamo, e questo progetto vorrebbe cercare di dimostrare questo, che una corretta informazione possa essere un aiuto. Informazione secondo quali livelli? Un'informazione sulla città, sulla fragilità della città, sui comportamenti corretti da tenere a Venezia, ma anche un'informazione su che cos'è Venezia dal punto di vista culturale, cosa offre Venezia. Venezia non è una città da selfie soltanto, San Marco, Rialto, il giro in gondola, la città romantica per l'eccellenza. Dobbiamo andare oltre questi stereotipi. Venezia è una città che ha una densità culturale, ha un'offerta culturale straordinaria, e questa non è conosciuta. E quindi un'informazione corretta su questi due piani, sul livello appunto che cos'è Venezia, quali sono i comportamenti corretti, e sulla sua offerta culturale, può fare qualcosa. Può fare qualcosa perché potrebbe portare, ad esempio, a una porzione, almeno una parte di quei turisti che non conoscono che Venezia può offrire dell'altro, a programmare una visita diversa, una visita con modalità diverse, una visita più prolungata. E quindi il tema è l'informazione, ma quando? Quando è giusto che arrivi questa informazione? Quando il turista è già qui ormai è troppo tardi. La visita è già programmata, il giorno dopo deve scappare, eccetera. Quindi un'informazione deve arrivare nel momento della programmazione della visita da parte del visitatore. A quel punto il visitatore si può rendere conto che Venezia offre molto di più che non le cartoline che noi tutti conosciamo, e a quel punto un visitatore può diventare da visitatore da selfie, almeno alcuni di questi, possono diventare dei visitatori interessati, curiosi, attenti alla cultura, all'offerta culturale veneziana, e a quel punto, se non hanno troppo tempo, magari ritornano. E quindi il tentativo è di dare informazioni che diano la possibilità al visitatore di non essere un turista soltanto mordi e fuggi, che è il turismo di cui Venezia non ha bisogno, ma il tentativo è quello di, almeno per alcuni, per i più attenti, di trasformarli in turisti più rispettosi, coscienziosi e disponibili a sfruttare, a visitare, a conoscere l'offerta culturale veneziana, perché noi sappiamo che al di là dei pochi musei concentrati per lo più nell'area marciana, i nostri musei e istituzioni culturali, perché non sono solo musei, sono chiese, eccetera, le scuole, sono molto, molto poco visitati e molto poco conosciuti. Quindi questa è l'operazione che noi tentiamo di fare, e quindi questa
Questo progetto in che cosa si concretizza? Si concretizza in un sito. Abbiamo fatto un sito che è www.venicesustainabletourism.com e questo sito, che è in italiano e in inglese, spiega che cos'è Venezia, la sua ricchezza culturale, i contenuti del progetto e dei comportamenti che non sono soltanto del visitatore, ma anche i comportamenti che la guida, le informazioni che la guida dà al visitatore e che la guida si impegna, per quanto le è possibile, di attuare. E questo ad esempio, uno degli esempi importanti, che noi sappiamo che se non viene messo in pratica può essere una sofferenza, i piccoli gruppi. Questo lo sappiamo perché la viabilità veneziana è molto minuta. Oltre al sito, il video. Il video è presente nel sito, ma è un video che noi ci permettiamo di offrire, di regalare a chiunque vorrà usarlo, utilizzarlo, perché questo video secondo noi è la possibilità di dare un'informazione molto veloce, è un video di 3 minuti e mezzo, 4 minuti, però è esplicativo delle informazioni di cui vi parlavo prima. È un video in 7 lingue, che è in 2 versioni, italiano e inglese, e che sperabilmente, se adottato, dovrebbe essere visionato dal turista, dicevo, nel momento della programmazione del viaggio, ma quantomeno nel momento in cui arriva. Per cui sarebbe bello che ci fosse questo video negli aeroporti, nelle stazioni, negli aerei, nei treni, sono tutti vettori nei quali con pochi minuti uno ha già da subito una informazione su che cosa potrebbe essere Venezia e se forse la sua visita è già programmata, ma magari ne potrà programmare una la prossima volta. Una delle tipiche domande che ci viene fatta spesso è: ma cosa c'è da vedere oltre a Piazza San Marco a Venezia? Perché nessuno o pochi vanno oltre appunto questi stereotipi. E quindi adesso noi faremo partire tra un attimo questo video, però vi pregherei di vederlo sotto un duplice aspetto. L'aspetto di Venezia come città viva, come città vissuta, con le sue fragilità e con i comportamenti corretti da adottare nel momento della visita. E il secondo aspetto, invece, è una Venezia che ha una cultura profonda, millenaria, e che per conoscere questa cultura non ho bisogno delle 2-3 ore del selfie di Piazza San Marco. Quindi è una città che ha molto da offrire a un visitatore attento, responsabile, curioso e che ha voglia di conoscere una civiltà. Ora facciamo partire questo video, vi dicevo sono poco più di 3 minuti e mezzo, e poi lascerò la parola alla mia collega Laura Sabadin. Ciao! Welcome to Venice! Benvenuti a Venezia, straordinario labirinto di 118 isole e più di 400 ponti. Herzlich willkommen in Venedig und ihrer Lagune, die seit 1987 Weltkulturerbe der UNESCO sind. 欢迎大家来到威尼斯，这是一个具有极其复杂并且脆弱生态环境的城市，所以它需要的是一个可持续发展的旅游模式。 Добро пожаловать в Венецию, Восточные ворота, город искусства, культуры, старинных традиций. Bienvenidos a Venecia, ciudad única y frágil, que pide respeto y responsabilidad de parte de todos. Bienvenue à Venise, cité au patrimoine incomparable, à découvrir, pleine de vie et de traditions passionnantes, à connaître et à soutenir.
Oltre a questa, noi guide siamo in grado di farvi conoscere un'altra Venezia. Venice is a unique and very fragile city and needs to be protected by everybody. Torniamo alla Venezia poco conosciuta, adesso vi portiamo in posti davvero speciali. We are Venice, you are Venice. Buonasera, grazie Stefano. Anche io voglio ringraziare l'ambasciatore Scarante e l'Ateneo Veneto per l'ospitalità. Voglio ringraziare i presenti in sala e quanti ci seguono da remoto, da casa, per l'interesse dimostratoci. In questo video che abbiamo appena visto abbiamo voluto sintetizzare il nostro impegno e due dei principali obiettivi, ovvero sensibilizzare i visitatori a comprendere la fragilità di Venezia e richiamare l'attenzione nei confronti di un patrimonio storico, culturale e artistico meno noto. In queste immagini abbiamo scelto di mostrare una città vivace, viva, con il suo mercato, con l'università, abbiamo menzionato gli artigiani, le istituzioni, le attività e i suoi residenti. Mostriamo i bambini, mostriamo i veneziani che sono l'anima della città. E quindi come primo obiettivo intendiamo stimolare il rispetto di alcune piccole ma fondamentali norme di convivenza tra residenti e ospiti. Per questo facciamo vedere come camminare nelle calli strette, invitando a non sostare sui ponti. Vorremmo preparare i visitatori a soggiornare in una città fragile, vulnerabile, con delle particolarità specifiche che sono molto diverse da quelle delle città storiche di terraferma. Sono norme comportamentali che non possiamo dare per scontate, comunque, perché spesso succede anche a noi mentre lavoriamo. I visitatori rimangono affascinati dalla bellezza e non si rendono conto di essere un po' d'intralcio ai residenti quando sostano per fare fotografie. Come secondo obiettivo vogliamo stimolare nei visitatori la curiosità
nei confronti di un patrimonio storico, artistico, culturale immenso, che, come diceva Stefano Croce, non può limitarsi a Piazza San Marco, al Ponte dei Sospiri e al Ponte di Rialto. E le guide turistiche possono farlo perché possono stabilire e intrattenere un rapporto con i visitatori a monte, prima del loro soggiorno. C'è corrispondenza tra noi e i nostri clienti, ci scriviamo molto, ci fanno tantissime domande e quindi noi possiamo consigliare il periodo di permanenza, la scelta dei luoghi da visitare sulla base sia una prima visita, una seconda visita, possiamo dialogare e consigliare. E per questo le nostre proposte di visita vogliono coinvolgere musei, chiese, siti, luoghi istituzionali che spesso non vengono contemplati, nonostante la loro importanza sia indiscutibile. Voglio citare alcuni dati presi dall'annuario del turismo pubblicato dal Comune di Venezia relativo al 2019. La permanenza media giornaliera si attesta sempre intorno alle 2 notti. Spesso scopriamo, quando chiacchieriamo con i nostri clienti, che noi siamo il fanalino di coda. Priorità Roma, Firenze e poi Venezia. Venezia per curiosità. Sembra impossibile crederlo, ma è così. I musei civici contano circa 2 milioni e 300.000 presenze, e qui è Palazzo Ducale che fa da padrone, con 1.350.000 circa presenze. Carezzonico 79.000, Palazzo Mocenigo 40.000. I musei statali, musei virtuosi che abbiamo potuto ammirare nel corso di questo anno e mezzo difficile, sempre aperti, sempre attivi, con proposte, 759.000 presenze, tra questi l'Accademia, 305.000 presenze. Il circuito di chiese Chorus, oltre 1 milione di presenze. La Basilica di San Marco la fa da padrone, con circa 1,5 milioni di presenze, ma questi sono dati che si riferiscono al momento in cui la Basilica era ancora accessibile gratuitamente. Da quest'anno è previsto un biglietto di accesso, che va bene. Speriamo però che non rimanga esteso anche ai residenti. Il Museo Storico Navale, che dovrebbe essere uno dei primi musei visitati. Venezia, potenza marittima, 54.000 visitatori, presenze. Un museo che oggi permane semichiuso, è aperto solamente nel fine settimana. E poi ci sono le scuole, con la scuola di San Rocco, ovviamente 121.000 presenze, ma stiamo parlando della scuola di San Rocco con il ciclo di dipinti di Jacopo Tintoretto. Direi che meriterebbe di più. E le altre scuole a seguire, la scuola dalmata, 20.000 presenze, la scuola di San Giovanni Evangelista, 6.000, la scuola dei Carmini, 11.000 presenze. Cito solo i dati relativi agli Uffizi, 2019, oltre 2.400.000 visitatori. Ecco, quindi noi abbiamo scelto un punto di partenza e abbiamo scelto proprio le scuole, le confraternite. Una pagina di storia importantissima, intrigante, dove storia, arte e società si fondono. Noi siamo all'Ateneo, all'interno di quella che fu una delle 9 scuole grandi di Venezia, già sedi di 2 sodalizi che poi si unirono per assistere i condannati a morte,
Questa era la scuola dei picai, degli impiccati o della buona morte. Quindi punto di partenza del nostro programma di visite guidate evento sarà la Scuola dei Carmini, un'istituzione che ha veramente molto sofferto e ha bisogno del nostro sostegno. Una scuola di devozione e carità dedicata a Santa Maria del Carmelo, che si costituì nel 1594, approvata dal Consiglio dei 10 nel 97, ma costituitasi nel 1500, con solamente un altare presso la chiesa di Santa Maria del Carmelo. Infatti il sodalizio fu in grado di progettare una propria sede solo nel secolo seguente. Nel 1626 acquisì il terreno e l'edificio venne completato intorno agli anni 70 del 1600 su progetto di Caustello e Baldassare Longhena. È noto, ma non chiaro, è una storia curiosa e da approfondire, l'intervento di quello che fu il grande architetto Baldassare Longhena della chiesa di Santa Maria della Salute. E non solo, nel 1739 Giambattista Tiepolo venne chiamato ad eseguire la decorazione della sala capitolare, un capolavoro che è anche una storia curiosa per le pretese del pittore, un po' la sua assenza, direi quasi latitanza, e quindi una storia ricca di dettagli intriganti. E a fare da cornice alle tele di Giambattista Tiepolo ci sono anche gli stucchi del più grande stuccatore del suo tempo, Abbondio Stazzi, che collaborò strettamente con il pittore. La scuola venne elevata a scuola grande nel 1767 e poi soppressa dai francesi nel 1806. Molti dei suoi tesori andarono perduti, confiscati, ma poté conservare intatta la decorazione originale ed è un vero gioiello, una bomboniera. Quindi, terzo obiettivo, proprio nella sala del capitolo si trova il dipinto, lo mostriamo, che abbiamo concordato di restaurare con il guardian grande dottor Franco Campiutti e la proto, che è qui presente, dottoressa Emanuela Zucchetta, grazie per la presenza. È un dipinto di 325 cm x 275, risale al 1660 circa e rappresenta il miracolo di un fanciullo, forse una fanciulla, caduta nel pozzo, è rimasto intrappolato nel pozzo per 8 giorni e recuperato, salvato grazie all'intervento miracoloso della Vergine. L'autore è Antonio Zanchi, che tra l'altro è presente con le sue opere anche qui, nell'Aula Magna e nella Sala Tommaseo. Pittore nato ad Este nel 1631, che si trasferì a Venezia, dove divenne uno dei grandi esponenti della corrente dei Tenebrosi. Il dipinto infatti è caratteristico proprio dello stile, il suo stile di quegli anni, con chiaroscuri violenti, un forte naturalismo. Firmerà l'anno dopo le opere per la Scuola di San Rocco con Venezia e la Peste, che sono considerati i suoi capolavori, ma chissà che ne uscirà dopo il restauro. L'intervento di restauro e pulitura costerà circa 9.000 euro. E quindi questo nostro terzo intento, coinvolgere i visitatori all'opera di salvaguardia del nostro patrimonio. Parte dei contributi dei partecipanti alle visite, alle nostre visite, verranno destinati al restauro e trasformeremo così i visitatori in donatori, coinvolgendoli in prima persona. Visita evento a raccolta, quindi, consentendo a chiunque, con una quota di partecipazione,
individuale ad aggregarsi ad un piccolo gruppo precostituito nel rispetto delle normative anti-Covid, e proposte di visita anche per chi lo volesse, anche in modalità di visita privata. È tutto nel nostro sito. Ma non solo. Abbiamo appena attivato una campagna di vogliamo mostrare, abbiamo appena attivato, grazie Stefano, una campagna di raccolta fondi nella più grande piattaforma di crowdfunding italiana, Produzioni dal Basso. Produzioni dal Basso è la prima piattaforma di raccolta fondi in rete che consente a fondazioni, musei, associazioni, singoli individui, aziende, la possibilità di creare una campagna di raccolta fondi e ha all'attivo 700 progetti ed ha raccolto oltre 1 milione di euro sino ad ora. Quindi la campagna sarà Sustain Venice, sostieni Venezia, quel piccolo SOS o grande SOS. Funzionerà quindi come un salvadanaio parallelamente all'attività di visite guidate per chiunque voglia contribuire con delle piccole somme, medie, grandi, libere. E tutto questo confluirà a finanziare il nostro primo progetto di restauro, perché il nostro impegno vuole essere l'impegno di tutte noi, di tutti noi, di quanti amano Venezia e la vogliono sostenere. Quindi We Are Venice, You Are Venice, è proprio questo. Noi siamo Venezia, ma siamo tutti Venezia. Venezia appartiene al mondo che l'ama veramente. Grazie. Grazie Laura, molto sentito il tuo intervento. Se c'è qualcuno che ha interesse a fare qualche domanda, qualche sapere, qualche informazione in più, naturalmente siamo a disposizione. Non so se vi sia già qualche domanda forse nella chat, perché vi era questa possibilità anche, visto che siamo in diretta streaming, di fare delle domande anche via chat, e quindi ora non so se sia arrivato qualcosa, se casomai hai qualche domanda, o altrimenti naturalmente il pubblico. Ecco, gentilmente chi è qui in sala, se potesse andare al piccolo pulpito, così viene anche inquadrato dalla telecamera, per coloro che sono a casa vede anche chi sta facendo la domanda. Grazie. Grazie. Avevo una domanda, avevo due domande. La prima è cosa ne pensate della diciamo, prenotazione e con il ticket per l'ingresso a Venezia. La seconda è relativa al fatto che mi sembrava fosse accennato appunto all'inizio come primo punto, e cioè il comportamento dei visitatori, perché credo non vi sfugga che c'è un problema di, come dire, compatibilità necessaria fra visitatori e cittadini, perché se, come si legge anche dalle lettere ai giornali in questo periodo, perfino in questo periodo, insomma si possono sviluppare delle logiche un po' perverse. E a questo proposito la prima cosa che forse va sottolineata è l'importanza del come dire, spiegare che almeno così mi pare, per certi versi Venezia è più complicata nell'uso e nella fruizione di quanto non lo siano appunto ormai famosa, insomma strafamosa Firenze, oppure Milano, che ha pure numeri, per certe statistiche è la più visitata di tutte. Ecco, bisogna che ci sia questa compatibilità con i cittadini e che al tempo stesso io credo, e su questo chiedo appunto cosa ne pensiate, che esista una educazione, un sollecito a studiare prima di venire, questo è un po' il punto. Grazie. Dunque vengo a lei, alle sue domande.
Io comincerei con la seconda, cioè la compatibilità, diciamo, comportamentale e anche numerica, perché anche quella è fondamentale, tra visitatori e residenti. Allora, dobbiamo un po' districare la matassa per poter rispondere, secondo me, correttamente alla domanda. Allora, siamo di fronte a dei numeri molto importanti di visitatori e siamo di fronte anche a dei comportamenti che sono comportamenti che appunto vanno decisamente nel campo della poca educazione, ma comportamenti anche invece che risultano scorretti o comunque non corretti per i veneziani, ma che sono inconsciamente scorretti, cioè è una mancanza di conoscenza di quelle che sono le regole comportamentali che i veneziani conoscono perché le hanno sempre imparate automaticamente, ma per un visitatore sono regole anche un po' strane, cioè il fatto di non fermarsi in 10 persone su un ponte per un veneziano è scandaloso e quindi già il veneziano comincia ad alterarsi. Ma per un visitatore il ponte è un punto di osservazione, non è un punto di passaggio, quindi decisamente io sono d'accordo con lei e ne accennavo al fatto che queste informazioni devono arrivare prima a colui che arriva a Venezia, non possono arrivare da un veneziano già arrabbiato, perché se io le ho prima, io visitatore le ho prima, ho una visita migliore, non entro in conflitto e quindi è per quello che dicevo che il nostro progetto ha un desiderio di informazione preventiva, se possibile al momento della programmazione, ma quantomeno prima dello sbarco, per cui aeroporti, dicevo, per cui stazioni, eccetera, eccetera, in aereo c'è spesso, negli ultimi 2 minuti prima dell'atterraggio, c'è un video che presenta, e sarebbe bello che ci fosse il nostro video, perché io non ne ho visti altri che danno delle informazioni che non sono delle informazioni poliziesche, ma sono dei suggerimenti di comportamento, anche a vantaggio anzi soprattutto a vantaggio del visitatore, ma ovviamente anche per il residente. Non sto però eludendo la sua prima domanda, che è quella più impegnativa, che è la prenotazione e ticket. Ormai in moltissimi hanno parlato di prenotazione, non abbiamo scoperto l'acqua calda parlando di questo concetto, ne hanno parlati tutti, ne ha parlato anche il sindaco di prenotazione. Il problema è come mettere in piedi questo meccanismo. Quindi io adesso nella nostra categoria non vorrei sbilanciarmi a dire qual è la formula magica, però è certo che si deve arrivare ad un meccanismo di prenotazione e questo meccanismo di prenotazione non deve avere solo lo scopo di far pagare chi prenota, deve avere lo scopo di fare in modo che i numeri che vengono a Venezia siano compatibili con quelli dei residenti. Questo è lo scopo. Quale sia il meccanismo per ottenere questo scopo ne parlano in molti, ne hanno parlato professori universitari molto noti anche sulla stampa, ci sono dei progetti che sono stati fatti, quindi io non mi permetto di dare la mia soluzione, che però certamente ce ne sono sul piatto di progetti che sono molto interessanti, molto studiati, e quindi secondo me bisognerebbe fare riferimento a chi questo progetto lo ha dipanato nelle sue varie forme. Ce ne sono diversi di questi progetti che sono stati presentati al Comune e dopodiché sono rimasti un po' a lettera morta per quello che ne sappiamo noi. Però il meccanismo della prenotazione è assolutamente imprescindibile. I numeri non possono essere quelli che abbiamo avuto pre-Covid e purtroppo l'impressione è che i comportamenti e anche un po' i numeri un po' alla volta ci stiano riportando a quelle situazioni. È cosa che veramente io non voglio né come residente, ma noi credo che non vogliamo nemmeno come professionisti, perché non è una situazione che è dignitosa per Venezia, ma nemmeno per coloro che vivono e lavorano in questa città. Se c'era qualche altra domanda, naturalmente. Sì, buongiorno, se vuol venire per cortesia. Perché così la sentono, se lei parla al microfono la sentono anche a casa, sai, è solo per quello. Buongiorno, sono Maria.
residente a Venezia dal 1972. La mia grande preoccupazione, perché tutto questo è bellissimo, ma qual è il ruolo del comune in tutte le iniziative in generale? Perché sostenibilità, residenzialità, pulizia, educazione, potrei andare avanti per ore e non voglio. Dunque, qual è il ruolo del comune? Qual è il ruolo vero del comune di Venezia in tutto questo? Perché sono tutte bellissime iniziative, fantastiche, ma poi dietro aspettiamo. Grazie. Grazie a lei. È una domanda che non deve rivolgere a noi, però. Noi siamo una categoria di professionisti che lavora col turismo e noi abbiamo cercato di fare quello che possiamo fare noi e crediamo che questo sia un contributo, ma ovviamente la sua domanda deve essere rivolta in altra sede e non alle guide turistiche di Venezia, che possono fare questo e non possono fare molto di più. La ringrazio per la domanda, purtroppo io non ho una risposta perché non sono la persona adatta a rispondere alla sua domanda. Posso aggiungere che c'è molta vivacità tra i cittadini comunque, sono tantissimi le iniziative che partono dal basso e speriamo che anche la professoressa Calabi ci stia ascoltando. Noi l'abbiamo seguita moltissimo tutto l'inverno e sappiamo che sta lavorando alacremente per cercare di fare in modo che si faccia rete tra tutti questi movimenti e le energie dei cittadini. Certo, però ci sarebbe bisogno anche di una regia dall'alto. Se posso permettermi solo una piccolissima aggiunta, è vero che ci sono movimenti, c'è molta attività, il tema è un tema appassionante e importantissimo per la nostra città, talmente importante e talmente visibile all'esterno che anche i visitatori, ci sono dei gruppi di visitatori che hanno messo in piedi delle associazioni per il rispetto di Venezia. Non soltanto il recupero, che già sappiamo che ci sono istituzioni fondamentali e importantissime, private, per il recupero, ma proprio per i comportamenti e il rispetto e la difesa di questa città. Quindi addirittura il visitatore ha a cuore, alcuni visitatori hanno a cuore, quindi io credo che il nostro progetto vada anche in questa direzione, nella direzione di dare a un visitatore delle informazioni corrette, in tempo utile, che possano permettergli di vivere serenamente questa città con curiosità e con la capacità, la sensazione di non essere di troppo, perché purtroppo noi notiamo in molti dei nostri clienti la sensazione di essere parte di questa grande massa di visitatori in eccesso, e invece noi dovremmo dare una sensazione diversa. Questa città deve accogliere e non deve creare delle attriti con i suoi visitatori. Buonasera, sono Francesca Barbini, delegazione FAI di Venezia. Io ringrazio tantissimo Laura e Stefano e tutte le guide professionali, intanto perché da sempre abbiamo un rapporto importante, continuo e costruttivo con le guide professionali di Venezia e in quanto delegazione FAI e quindi rete territoriale del FAI, noi ci occupiamo di visitatori che sono per la stragrande maggioranza visitatori residenti o quasi residenti, magari residenti nella terraferma. E io credo, come Laura, che questa città abbia una vivacità intellettuale e culturale straordinaria. L'offerta culturale è veramente importante, degna di una città ben più grande di questa e
equivalente a quella delle più grandi città sicuramente in Italia, per non parlare del resto del mondo. Detto questo, la mia domanda è la seguente. Noi, proprio perché ci occupiamo del territorio, abbiamo molti rapporti con le scuole e ci accorgiamo che gli studenti che abitano in terraferma, quando noi li portiamo in città e nel centro storico e secondo la missione che è propria della nostra fondazione, cioè la salvaguardia, la tutela, ma la conoscenza soprattutto per diventare partecipi e affezionati al proprio patrimonio culturale, vediamo che questi studenti che magari stanno a Mestre, non tanto lontano, molti vengono per la prima volta a Venezia e ne sono all'inizio, rimangono molto perplessi e durante gli approfondimenti noi facciamo in genere gli eventi nazionali con le scuole, quindi diamo insieme ai docenti delle scuole una formazione agli studenti che poi diventano a loro volta guide durante gli eventi nazionali, e anche questo argomento a volte ci ha diviso, ma io credo che siamo dalla stessa parte perché formiamo un ambiente favorevole all'approfondimento e quindi questi studenti da adulti sapranno quanto sia il valore aggiunto di una visita guidata da qualcuno che possa approfondire. Ecco, io vorrei sapere, avete pensato alle scuole in questo bellissimo progetto? Grazie. Dunque, ci siamo appena riorganizzati perché questo progetto, insomma, ha preso forma nel 2018, abbiamo iniziato a lavorarci e poi si è fermato tutto e quindi l'abbiamo rielaborato, abbiamo pensato ai luoghi, gli itinerari, al progetto di salvaguardia. Ora stiamo lavorando alla preparazione del primo evento, diciamo, la prima visita guidata che sarà alla Scuola dei Carmini e prevediamo possa essere per settembre. E sicuramente questo è un suggerimento valido e vedremo come organizzarci anche per le scuole. Non diciamo no a nulla. Consideriamo tutto. No, direi grazie dottoressa per lo stimolo, perché sì, è giusto tener conto anche di questo elemento, di questo punto di vista dei futuri cittadini e degli fruitori della cultura veneziana. Se sono formati da giovani saranno sicuramente degli ottimi visitatori e quindi non saranno i turisti da selfie di cui parlavo inizialmente, ma saranno curiosi, attenti e rispettosi, e quindi formare anche a partire dalle scuole sicuramente, far conoscere a partire dalle scuole sicuramente è un elemento importante. Quindi noi siamo partiti, diciamo, dal turista, cioè dal visitatore che viene da fuori, perché quello era l'aspetto più macroscopico che presenta questa città, e il problema anche di conseguenza macroscopico con le sue conseguenze. Però è corretto ed è giustissimo anche affrontare il tema non solo dei residenti adulti ma anche dei giovani. Grazie per lo stimolo. Grazie. Prego.
Buonasera, sono direttamente interessata a questa iniziativa in quanto proto della Scuola Grande dei Carmini. Io volevo fare non una domanda, ma appunto un duplice ringraziamento. Primo per questo vostro tentativo lodevolissimo di sensibilizzare, diciamo, il turismo ad un comportamento esemplare nei riguardi della città. Noi tutti abbiamo in mente, perché sono state ovviamente pubblicate le foto appunto di comportamenti non certo esemplari da parte di turisti che sfruttano solo la città. E in secondo ringraziamento, che chiaramente mi tocca molto più da vicino, per questo, diciamo, raccolta fondi e interessamento nei riguardi del patrimonio della nostra scuola. Come avevo già prima accennato appunto a quell'associazione, appunto ai due rappresentanti dell'associazione Guide, la nostra scuola, come anche ovviamente le altre, ha molto sofferto nell'anno del Covid proprio per la mancanza di iniziative che ci consentiva di portare avanti la manutenzione del nostro patrimonio, che è appunto una delle principali norme del nostro statuto. Quindi appunto doppiamente ringrazio l'associazione Guide di aver, diciamo, in qualche modo preso come, diciamo, punto di partenza questo dipinto dello Zanchi, che io credo non abbia assolutamente nulla da invidiare ai due Zanchi più famosi che sono nella scuola di San Rocco, e credo che proprio con il restauro, sperando che chiaramente vengano raccolti, si riesca a raccogliere i fondi sufficienti, possiamo anche, diciamo, restituire alla città un dipinto, direi, di grande qualità artistica, e che appunto ci proponiamo anche di studiare, quindi, o di riscoprire in qualche modo, perché il restauro, come sempre, è anche comunque un modo per studiare o ristudiare appunto le opere d'arte, soprattutto se non grandemente conosciute, appunto, come proprio questo miracolo di un fanciullo, o anche forse una fanciulla, appunto, altro tema da approfondire, che è stato, diciamo, salvato o salvata dall'intervento della Vergine. Quindi grazie ancora all'associazione Guide. Grazie. Grazie a lei. Solo per dire che le visite, che cominceranno appunto dalla Scuola dei Carmini, proprio perché è stato scelto questo dipinto, in realtà poi avranno un calendario per cui saranno, dopo la Scuola dei Carmini, anche in altre istituzioni, che potrebbero essere chiese, scuole o altri musei meno frequentati. Ma così come nel momento in cui si dovesse sperabilmente riuscire a restaurare questa opera, sperabilmente a breve, vi saranno altre opere di altre istituzioni, di altre scuole o musei, che naturalmente sarebbe bello poter contribuire a restaurare. Quindi il nostro scopo va anche oltre l'evento Carmini, per sperare di avere un calendario che possa proseguire con altre opere e altre istituzioni. La ringrazio comunque. Grazie. Io non vedo domande. Altre? No. Niente. Ok, allora io vi ringrazio, anzi vi ringraziamo, grazie a te Laura, grazie a quanti sono intervenuti, e naturalmente salutiamo anche coloro che ci hanno seguito da casa. Spero che sia stato interessante questo taglio, questo punto di vista di una categoria turistica che esprime la propria opinione su cosa si potrebbe fare per il turismo veneziano. Quindi spero che sia stato di stimolo e che possa anche avere effettivamente influenza. Quindi io soltanto mi permetto di ribadire la nostra offerta del video a coloro che potrebbero fare promozione attraverso il video a dei comportamenti, ad una conoscenza della nostra città, per formare il turista e, come dire, dargli un aiuto per fare una programmazione di una sua visita magari più attenta e più responsabile sulla nostra città. Io ricordo che il nostro sito è visibile nella rete in 2 lingue, le guide di Venezia per un turismo sostenibile, e ricordo anche che è visibile nella rete la pagina di Produzioni dal Basso Sustain Venice. Grazie.
Sì, il video è www.venice Sustainable Tourism. Questo è il video che si può trovare. Questa presentazione, che mi risulta, rimarrà nella pagina YouTube dell'Ateneo Veneto. Grazie a tutti, se vorrete risentirla, rivederla, sarà lì registrata. Grazie ancora e buona serata a tutti.